Non tutti potranno essere, diciamo, dentro le assicurazioni, chiaramente. Esatto, e se no siamo tutti fiduciari, torniamo al vecchio accordo ANIA che forse ha... Quali sono le modifiche per quel che riguarda la gestione del credito? Unitarietà erga omnes nella valutazione economica del danno da imparare che va nella direzione opposta scala. Noi siamo operatori a tutti gli effetti, siamo professionisti a tutti gli effetti, siamo imprenditori a tutti gli effetti. È il vostro mondo, è un mondo nel quale provengo anch'io e le relazioni che oggi ci sono fra autoriparatori poi che non è stato approvato e anche in una risoluzione che è stata presentata. Un po' specifica, non pregiudica in alcun modo la finalità pienamente condivisibile della norma complessiva in esame, o per ridurre i costi della sicurezza. Far sì che questo elemento venga trattato in una modalità più assoluta di forma che comunque dobbiamo mettere in campo. Grazie. Chiedo scusa, siccome credo sarà un po' impegnativo toglierlo, bisogna qui che i deputati, perché lì la palla è ai deputati questa volta, no? I deputati devono riuscire a trovare una sintesi. I deputati del gruppo democratico che sono intervenuti finora hanno già illustrato Una cosa scandalosa in un periodo di crisi, dopo tutte le cose che sono capitate, dopo il calo del lavoro, dopo il calo della domanda che c'è stato a seguito di manovre oggi, per chi ha letto i giornali, è l'ANIA che ieri ha fatto una conferenza. Gravi responsabilità della politica, senza ombra di dubbio, ma vediamo questo a chi gioca. Questo provvedimento, così come è stato congegnato, ispirato probabilmente da qualche mente. Dobbiamo pensare che c'è una dimensione economica, c'è un'altra dimensione che sono... Quando avremo gli emendamenti lavoreremo sicuramente. Io credo che... Perché trattava in un decreto? I grandi lobby, non i piccoli. Poi che cosa succede? Poi fanno tutti si discostano da questo decreto. Il presidente di Confartigianato Carroccieri si fanno Poverone, prego. Stanno facendo la stessa cosa con noi, ci danno dei ladri quando siamo e noi di Confartigianato, come si dice, un cane di tanti padroni può morire di fame. Giusto? Mani e piedi, non basta le mani, non è che posso vivere di pesca al molo. Siamo qui oggi carrozzieri, tutti i carrozzieri italiani di qualsiasi sigla si sono uniti per manifestare le proprie ragioni. Loro pensano che la loro stessa attività imprenditoriale sia a rischio, parliamo di quasi 10.000 aziende indipendenti. Che risposta può dare la politica ad oggi a questi carrozzieri in pensiero per il proprio destino imprenditoriale? Ma io credo che sicuramente noi dobbiamo garantire che il sistema tuteli una libera concorrenza sul mercato. Da questo punto di vista io anche negli anni scorsi ho sempre sostenuto il fatto che non sia accettabile che ci possa essere un soggetto che determina i prezzi o peggio ancora che tenda a fare diventare dipendenti dei piccoli imprenditori, proprio perché il fatto di avere tanti piccoli imprenditori è la forza del nostro paese. Da questo punto di vista c'è la disponibilità a rivedere la norma
del decreto Destinazione Italia, lavoreremo cercando di contemperare tutti gli interessi. Noi abbiamo da una parte oggettivamente un grosso costo delle assicurazioni rispetto agli altri paesi europei. È anche vero che buona parte dei costi non dipendono sicuramente dall'autoriparazione, ma oltre 2/3 dipendono dal problema del danno sanitario, quindi forse innanzitutto bisognerebbe lavorare su questo. Nello stesso tempo non si possono fare le cose d'imperio in modo che sostanzialmente una categoria che appunto raccoglie tante imprese possa venire danneggiata in modo irreparabile da provvedimenti di legge. Ci vuole un equilibrio molto maggiore, bisogna salvaguardare la libertà di impresa, bisogna salvaguardare anche la libertà del danneggiato di poter andare da un'officina di cui si fida. Io ho sempre detto che con la Mauto ci porto in giro la mia famiglia, innanzitutto voglio che l'auto sia sicura e per questo bisogna andare da una persona di cui mi fido e questa è la questione fondamentale. Quindi stiamo lavorando su questo, mi sembra che ci sia una grande disponibilità all'interno delle commissioni finanza e attività produttiva a rivedere questa norma. Nei prossime settimane, quando affronteremo il provvedimento, ne terremo sicuramente conto. Lei è firmatario di una proposta per cancellare, per liberalizzare il mercato delle autofficine, delle carrozzerie indipendenti. Può darci qualche anticipazione sull'emendamento che lei proporrà in Senato? Prima dell'anticipazione è giusto anche ribadire l'importanza che hanno gli artigiani a livello Italia e quindi il grosso patrimonio che ha in questo settore. Quindi insieme al collega Esposito del PD vogliamo emendare e quindi vogliamo incentivare anche molti giovani ad affacciarsi a questo nuovo mondo, un mondo che ha creato fino ad ora economia, e quindi liberalizzare, e quindi ogni cittadino poter andare in qualunque carrozzeria vuole e quindi non mortificare gli altri carrozzieri che non aderiscono a queste convenzioni con le compagnie assicurative. È quello che hanno chiesto gli artigiani e noi il nostro intento è quello di seguire soprattutto quello che il mondo dell'impresa vuole e quello che il mondo dell'impresa sicuramente riesce a creare occupazione e sviluppo. Allora, Presidente Fogarollo, siamo qui, tantissime imprese, quasi 1000 imprenditori, qui per manifestare le proprie ragioni, le ragioni di una categoria che, fermo restando il pacchetto Vicari, scomparirebbe, non c'è ombra di dubbio. Cosa vogliono i carrozzieri italiani? Intanto libertà di lavorare. È inutile che ci dicano che quella carrozzeria può riparare, quell'altra no. Noi siamo assoggettati alla ex legge 122, vogliamo lavorare, vogliamo mantenere in piedi la nostra attività, ma nel contempo i nostri collaboratori. Non creare problemi sociali, perché il carrozziere, magari lavorando un po' meno, ma vuole mantenere lo staff che ha. Non siamo una grande industria, per noi i nostri collaboratori sono parte di noi stessi perché sono nati magari con noi, formati con noi, ci danno veramente un aiuto in modo esponenziale. Chiudere una carrozzeria vuol dire mettere sul lastrico anche i nostri dipendenti che non so cosa faranno e cosa andranno a fare, perché credo che ce ne saranno di giovani, ma la media delle carrozzerie è da 40 anni, dei carrozzieri da 40 anni in su. Presidente, un'altra domanda. Oggi stanno intervenendo molti politici di tutte le parti politiche e ci stanno rassicurando, annunciano proposte di emendamento, correzioni e via dicendo. Cosa ne pensa la categoria di queste proposte? Siamo ottimisti, siamo fiduciosi che la situazione si possa risolvere? Come ho già detto, la speranza è l'ultima a morire, però potrei anche dire, dalle mie parti si dice che un cane di tanti padroni muore di fame, e che non vorrei che tante belle parole non seguissero i fatti che sono doverosi, seguano.